faccia d'essenza, e sentiamo il motivo per cui è stato dato questo titolo alla Meridiana. Attilio Meotto di Cesarolo, Venezia, opera attivamente nel comune di San Michele al Tagliamento, svolgendo l'attività di imbianchino. È attivo in diverse associazioni e nelle attività parrocchiali, suona l'organo in chiesa e canta con tanta passione nel coro gospel di San Michele. Le sue passioni artistiche lo hanno portato a collaborare con diversi artisti locali. Per loro ha realizzato opere artistiche utilizzando diversi materiali, tra cui le tesserine di mosaico e di vetro. Ma anche nel campo della pittura artistica il suo impegno è sostenuto. Ha realizzato e restaurato diverse opere pittoriche. Recentemente si è avvicinato al mondo delle meridiane, andando a dipingerne una nel suo paese, quasi per caso, solo perché un paesano che conosceva bene le sue qualità pittoriche ha preteso che ci fosse la sua mano a portare le giuste pennellate sull'opera mnemonica. Da qui poi altre meridiane sono state realizzate da Attilio Meotto, che lo hanno portato fino in alta montagna, a Sauris, per realizzarne una proprio sulla parete del noto prosciuttificio Wolf. Da Sauris, Attilio è ritornato in pianura, arrivando qui ad Aiello a realizzare 2 anni fa la meridiana da Via da Barcis, con un grande trapleie, ed è oggi la meridiana di casa Zande Giacomo. Un applauso al nostro autore, Attilio Meotto, e uno breve stacco musicale in onore di questa meridiana di casa Zande Giacomo. La meridiana di casa Zande Giacomo si sposa felicemente con l'attività aziendale che si svolge negli edifici adiacenti all'abitazione. L'inizio dell'attività ci porta indietro di quasi 100 anni e da allora i dottori Zande Giacomo, da Ferruccio, fondatore della fabbrica negli anni 20, ad Achille ed oggi Serena con il figlio Alberto, si sono succeduti alla produzione di essenze alimentari, profumi ed aromi. In questo contesto è nata questa meridiana che riproduce intorno al quadrante 12 ampolle a rappresentare i mesi dell'anno, con all'interno alcune piante e fiori che vengono utilizzati per la produzione delle essenze, come ad esempio il Crocus sativus, il Citrus medica, la Camomilla recutita, il Sambucus nigra e via dicendo. Anche l'ognomone di questa meridiana ha una sua singolarità, ha la forma dell'estremità della serpentina di un alambico. Il disegno dell'alambico ne riproduce uno vecchio di proprietà della fabbrica d'essenze. Alle ore 13 è stata riprodotta anche una lemniscata, curva a forma di elica, utile a determinare per quell'ora gli adeguamenti del tempo solare al tempo civile del nostro orologio. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ad Attilio Meotto per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bene, allora il nostro sindaco consegnerà la targa ad Attilio Meotto il motto in latino Nature fragrantias nobis alit sol. Al sole alimenta per noi le fragranze il sole alimenta per noi le fragranze della natura. Allora, bene Attilio, no? Anche la terza meridiana abbiamo inaugurata e adesso ci spostiamo in via Don Stacol per l'ultima meridiana del concorso di Aiello.